Vi propongo un quiz. Provate a indovinare. Chi è il compositore di Musica sull'acqua? Bach, Handel, Telemann o Vivaldi? Chi è il compositore della Passione secondo Matteo? Bach, Handel, Telemann o Vivaldi? Chi è il compositore di un oratorio intitolato Messia? Bach, Handel, Telemann o Vivaldi? Chi scrisse almeno una dozzina di suite per clavicembalo? Bach, Handel, Telemann o Vivaldi? Come avete risposto? La risposta corretta a tutte e quattro le domande è Georg Philipp Telemann, uno dei più prolifici e affermati compositori barocchi tedeschi. Come i suoi connazionali Bach, 1685-1750, e Georg Friedrich Händel, 1685-1759, scrisse musica per tutte le occasioni e per ogni genere. E come quegli altri due giganti della musica, scrisse opere che contengono tutti i tratti distintivi di una brillante immaginazione musicale, di una suprema maestria e della capacità di scrivere melodie memorabili. Scrisse persino più di 30 opere, quasi quante ne scrisse Handel. Non tutti sono d'accordo sul numero. Perché Telemann non è il primo pensiero, ovvero il compositore barocco a cui pensiamo solo dopo aver considerato Bach, Handel e Vivaldi? Non esiste una spiegazione. Nato a Magdeburgo, Georg Philipp Telemann fu un prodigio che compose opere e musica per tastiera prima di aver compiuto 12 anni. Nonostante il suo evidente potenziale musicale, i suoi genitori si opposero alle sue intenzioni di diventare musicista e insistettero affinché studiasse legge all'Università di Lipsia. Come Johann Sebastian Bach, Telemann si guadagnò da vivere come musicista e organista di chiesa. E come Bach, Telemann compose una serie costante di cantate da eseguire la domenica nelle numerose chiese in cui era impiegato. Ricoprì incarichi ecclesiastici a Lipsia, Sorau, Eisenach e Francoforte, prima di accettare il suo ultimo e più grande incarico ecclesiastico ad Amburgo, dove diventò direttore musicale in almeno 5 chiese. È sorprendente che un gentiluomo tedesco costante e produttivo come Telemann abbia avuto una vita amorosa tumultuosa. La sua prima moglie, Amalie, morì nel 1711, meno di 2 anni dopo il loro matrimonio. Solo pochi anni dopo sposò Maria Catarina, una giocatrice d'azzardo compulsiva che lo lasciò nel 1736 e gli lasciò il compito di ripulire gli immensi debiti che aveva accumulato. Ma tutto quel dramma domestico non impedì a Telemann di produrre un flusso costante di musica significativa. Opere importanti di Telemann, opere orchestrali e concerti. Ouverture La Musette, suite per archi e continuo in sol minore. Concerto per violino in La minore. Cantate e oratori. Passione secondo Matteo. Messia, oratorio. Meine Seele erhebt den Herrn, cantata per soprano e orchestra. Opere per tastiera. Concerto da chiesa in sol maggiore per organo. Ouverture in sol per tastiera. Musica da camera. 6 quartetti per violino, flauto, basso di viola e basso continuo. Pastorella in musica.